Allora, qua siamo in via Felice Cavallotti, che però è conosciuta come Calle Palazzo. Qui abbiamo il signor Malusa Nazareno, notissimo e conosciuto artigiano che opera da tantissimi anni come corniciaio e vetrista. E vetraio, prima faceva anche il vetraio assieme a mio fratello. Ecco, questa mattina me lo ricordo suo fratello, siamo venute volte. Ancora vivo, solo che si è paralizzato, ha fatto un aneurisma. Oh, poverino, infatti è un po' che non lo vediamo. Niente, qua vediamo che sta smobilitando tutto. Smobilitando tutto. Quindi va in pensione, ma sarà stato già in pensione. A tempo pieno. Prima era già in pensione, immagino, no? No, sì, allora aveva 55 anni che sono in pensione. Da oltre 20 anni che gli frego il governo. Cioè, che gli frego, ma sì, li avevamo messi solo che la volta. Però sempre pagando i contributi, perché avevo sempre pagare fino a 70 anni, dopo pago il 50% naturalmente, però l'INAIL lo pago per intero, l'INAIL. E la vetrina con i pesci che c'era qui, che i bambini venivano a guardarlo, e quindi? Niente, è costretto a chiudere, prima di tutto per l'affitto, secondo gli studi di settore, e tutto quello che vi resto, luce, acqua, eccetera, eccetera. Purtroppo è così. Vabbè, però insomma, mi permetta Nazareno, un po' di tranquillità, no? Ecco, dai, dopo tanti anni un po' di tranquillità che non sarà il tempo, perché sicuramente di andare sull'Europa in piazza. Fare il pensionato finalmente. Ecco, proprio pensionato a tempo pieno, non più lavoro, basta, ho chiuso. Vediamo qui anche i clienti di Palestrina. Lei cosa dice? Che mi ha fatto tante cornici. Mi ha fatto in questi anni. Perché lei è anche un artista, giusto? Lei è mezzo artista, fa i quadri, giusto? Faccio arte. E quindi artista. Da Palestrina veniva fin qua. Tanti da Palestrina, viene perfino dal Cavallino, oltre però sempre Palestrinotti che si è trasferito naturalmente dal Cavallino, anche da Macon. Sempre Palestrinotti, perché da Lisbona commerciale sia il Congolo e anche i lavori a rete a Telero quel lavoro là. Niente, noi vi ringraziamo e buone vacanze, buona pensione anche, che me la goda la buona siesta. Ecco, così. Buona giornata. Grazie.